Buon pomeriggio ragazzi, eccoci tornati su Round 2 Total War. Stiamo attaccando l'esercito appena sbarcato dei cartaginesi che tentano ancora di darci problemi sulla costa iberica e vicino a Cartago Nova, come potete vedere anche dalla grafica. E siamo 2415 anime contro scusate, di rinforzo 2100. Quindi siamo sulle 4500 unità contro le loro 2300 sbarcate, e queste credo che debbano ancora sbarcare, cioè devono ancora sbarcare, se non ricordo male, che sono ben 2529, quindi la somma fa 4800. Giochiamocela. Il computer ovviamente ci dà stravincitori. Vediamo un po'. È interessante questa mappa, tra l'altro, perché come vedete c'è questa proprio penisola che sporge dal mare e una parte stretta, molto molto interessante, vedremo adesso. Io intanto vi dico bentornati. Allora, non lo voglio fare con la pioggia perché ho diverse unità da tiro, tra cui anche la cavalleria, quindi attendiamo. Attendiamo. Asciutto, iniziamo lo schieramento, perfetto. Allora, ok, va bene, interessante la mappa. Ok, vabbè, fondamentalmente è una pianura, quindi useremo una strategia classica a questo punto. Abbiamo anche diversa cavalleria. Loro si sono disposti qua, probabilmente perché, boh, non lo so. Vedremo anche dove arriveranno i nostri alleati, perché teoricamente i nostri alleati forse arrivano dal dietro, però non lo so. Magari mi sbaglio io. Allora, mettiamo falange ovviamente al centro della formazione e fin qua ci siamo. Non vorrei che siamo rivolti così perché poi, cacchio, ci arrivino le loro navi dal dietro. Dobbiamo stare un po' attenti in questa mappa qua, perché non sono così sicuro che sia una buona mappa effettivamente per combattere per noi. Allora, mettiamo intanto scusate, la fanteria in avanti. Va bene così. Ok, qui ci metteremo la cavalleria che è il lato un po' più debole, quindi teniamo due cavalli qua e due cavalli da tiro qua, ok. Questi li chiudiamo in formazione. Un po' più indietro, ok. Mettiamo tutte le unità da tiro, le portiamo davanti. Ok. Qua ci mettiamo delle lance in difesa, le mettiamo qua, ok. E qui il nostro generale. Blocchiamo adesso tutto l'esercito e siamo a posto. Forse teniamo fuori questi magari. Li teniamo bloccati, poi li tiriamo fuori, dai. Iniziamo la battaglia. Allora, spostiamoci un po'. Questo cos'è? Una barricata piazzata a caso. Ecco, vedete, là ci sono... lo sapevo. Allora, qua dobbiamo stare molto attenti perché... Ai ai ai. Molto attenti dobbiamo stare qua perché adesso la mappa è estremamente schiacciata. Porca miseriaccia. Ok, si stanno spostando tutti in avanti, perfetto. Ok, vabbè, più o meno l'abbiamo messo l'esercito poi. Più o meno. Ok, allora andiamo a controllare qua cosa sta accadendo perché si sono fermati qua. Allora, andiamo con le unità da tiro in questa direzione. Ok. Portiamoli qua. Hanno molta cavalleria loro, eh. Chiudiamoli così, va. Chiudiamoci un attimo. Siamo molto schiacciati.
Abbiamo delle problematiche. Allora, avanziamo con questi e questi qua, che gli diamo gruppo di selezione. Avanziamo qua. E poi avanziamo anche con tutti questi. Qua. Non so che altre truppe ho messo dentro, però va bene. Questi li mettiamo qua. Ritorniamo qui. Attenzione. Attenzione. Aiuto. Aiuto. Cavoli ragazzi, non è facile controllare tutto questo po' di roba, Ok, qui intanto saremo indietro. Oh. Via. Abbiamo i militari di schermaglia. No. Contro questi. Ok. Andiamo contro questi. Ne facciamo un quadrato. Ok. Attenzione. Siamo indietro. Anche questi. Dai ragazzi, indietro. Facciamo fuori anche questi. Ci hanno preso gli arcieri dal dietro, ma ci sta. Wow, raga. Comandarne così è di tosta, Allora, andiamo avanti. Allora, qua. Andiamo a prenderci questo. Torniamo qui. Ok, rimettetemi in schieramento. Andiamo a prenderci questi. Madonna, raga, che casino. Aiuto. Ok. Ok, portiamo qua. Queste cosa sono unità a cavallo, no? Sì. Allora, portiamo questi in avanti. Ci facciamo un bel panino. Però dobbiamo muoverci, ragazzi. Sono unità, non riesco a capire. No, sono unità a piedi. No, allora muoviamoci di qua. Sono unità a piedi, porca miseriaccia. Ok. Che bordello, ragazzi, aiuto. Ho commesso un sacco di errori, però, raga, è difficile. Poi loro hanno anche tanta cavalleria, è difficile muoversi così. Veramente difficile.
È veramente difficile. Ok. Andiamo avanti, cerchiamo di fare più danni possibili. Dai, 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 ragazzi, forza. Andate. Oh, non cedono questi, è incredibile. Incredibile. Guarda, non cedono questi arcieri maledetti, oh. Attenzione, cavalleria contro di noi. E nel generale l'abbiamo fatto fuori, perfetto. Ok, anche loro. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, decimato un esercito. Ok. Siamo tornati online. Ora dobbiamo girarci perché loro... Allora, fermi voi, non tirate frecce, non fate casino, tenetevele. Vedete, il discorso di mettere sempre gli uomini con il tiro controllato, proprio per questi motivi qua, perché ti giri e loro tirano su gente a caso. Allora, voi raga, vi dovete riposare adesso. In envoy. Allora, l'unico che deve tirarsene fuori è il nostro regnante, che può andare a prendere, attenzione alle trappole. Però è l'unico che deve far fuori la fiumana di gente. Anche in realtà tutta la cavalleria nostra, se ce n'è ancora. Sì, dovrei avere questi qua. Andate a prendere ste genti. Vai, anche voi, dai. Forza. Anche voi. Dai. Ce la fate. Ok, adesso ho truppe fresche. Tiro così così. Ce la giochiamo. Sbarcheranno, no? Questi qua. Ah, ci sono navi con frecce. Sì, ci sono. Quindi meglio rimanere un attimo indietro. Allora, questo lato qua sarà quello meno utilizzato, quindi cerchiamo di mettere informazione decente. Questi sono ancora abbastanza freschi. Li posso portare tranquillamente qua. Poi loro li utilizzo come fanteria da corsa e la mettiamo qua. Ok. Questi sono ancora messi bene, quindi possono ancora combattere, perciò qua, anche se non tirano frecce. Ok, anche loro mi sembrano abbastanza messi bene. Loro sono messi male, quindi li teniamo qua. E anche loro, quindi li teniamo qua. Ok, dovrei aver schierato tutti. Qui a che punto siamo? Ok, questi stanno ancora andando in giro. Voi prendete questi qua. Ok, loro stanno facendo un bel massacro. Non ci sono ancora in giro qualcuno? No. Ok, vediamo di riuscire a quagliare in qualche modo. Eccoli che stanno sbarcando. Loro magari li mettiamo un po' più arretrati. Ecco qua. Ok, lasciamoli sbarcare perché non voglio subito andare contro il fuoco nemico. Ok, allora loro li mettiamo qua.
che possono essere un po' più utili. Voi schierati così. L'obiettivo è far rientrare tutta la cavalleria e massacrarli con quella. Adesso qui hanno finito questi, quindi torniamo qua. Tengo fuori giusto questi qua perché obiettivamente sono messi malino. Loro hanno finito il massacro, la fiera del massacro, quindi facciamo così. Ok, con questi ci andiamo a prendere gli arcieri, facciamo un bel giro largo. Questi qua li portiamo qui perché tanto non hanno finito la loro funzione. Non li vorrei perdere, anche se probabilmente poi li dovrò accorpare. Li spostiamo qua. Diamo un unico gruppo. Ah, guarda che possono andare tutti in formazione. Oddio, anche loro, anche loro. Ancora di più forse. Facciamo così allora. Ok. E anche loro in realtà se ne devono andare. Ok, stanno arrivando anche loro, perfetto. Che infami che puntano subito sul lato più corto. Dai, avanziamo. Eccoci qua. Ecco, torniamo indietro e facciamo un bel panino. Qua la cavalleria c'è. Ok, via dentro. Ok, guardate qua, ho già fatto un bel panino. E poi mettiamo questa formazione qui davanti. Stanno tirando i miei, sì, qualcosina. Eccoli qua, pronti a intercettare questi. Questi sono già in un bel panino. Ok, perfetto. Bene, abbiamo preso questi arcieri. Andiamo a prendere questi. Buono, buono, buono. Bene, qua li abbiamo già impaninati. Ci spostiamo in avanti per mantenere la formazione. Questi ormai possono andare qua. Iniziamo a chiuderli. Questi fanno il giro. Qui abbiamo ancora delle navi con arcieri, va bene. Ok, facciamo il giro. Allora, mia cavalleria. Però adesso è un po' in difficoltà. Cerchiamo di uscire da questo impasse. Anche perché sennò ce la falciano la cavalleria. Benissimo, tutti dentro. Questi accolgono questi qua sul mare. Perfetto, guardate. Perfetto, perfetto. Chiusi a scudo. Ancora sti maledetti arcieri, oh. Mamma mia. Andiamo a prendere questi qua dal lato. Me li fa selezionare, grazie, computer. Entrano questi. Ok.
Giriamoci. Andiamo a prendere questi dal dietro. Ok, dai che li carichiamo. Via. Dov'è questo? Ah, qua, finito qui. Infatti mi chiedevo dove fosse. Andiamo su quest'altro. Bene, maciullato. Dai, gli spariamo anche le frecce, perfetto. Questi ce li mangiamo a colazione. Ok. Andiamo tutti dietro questi. Ok. Terminiamo la battaglia. Tanto li abbiamo già massacrati abbastanza. Non dovremmo avere problemi. Ragazzi, che perdite. Però 1210 perdite. Ma più per cattiva gestione mia, eh. Guardate loro le perdite 4315, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Hanno perso un sacco di uomini. Bene, bene, bene. Ragazzi, che strage. Madonna. Abbiamo perso un'unità, va bene. Madonna, ragazzi, che bordello. Mamma mia. Vediamo loro. Vabbè. Avevano anche gli elefanti, tra l'altro. Infatti, non ci avevo fatto caso all'inizio. Io direi che li massacriamo. Che non si devono più permettere. La costa iberica è nostra. Via da qua. Ok. Adesso non sono più una minaccia dal punto di vista delle legioni. C'è solo questa che effettivamente può impensierirci. Però di base non sono più una minaccia. Torniamo qua. E anzi, ci mettiamo fuori dall'accampamento. Sì. E io li inviterei anche a venire. Però prendiamoci la cavalleria. Allora, però questa è la cavalleria con lanci. Io vorrei invece la cavalleria. Ah, interessante questa. Io vorrei la cavalleria. Quella con il tiro, mi sa che non c'è. Quella con il tiro mi sa che è mia. Allora, poi vediamo. Loro sono ridotti male, ragazzi. Loro sono ridotti male. Allora, vediamo cosa posso unire, ma quasi niente praticamente. Potrei unire questa legione, ma secondo me adesso come adesso posso stare un po' più tranquillo. Quindi me ne torno qui. E qua devo per forza rinforzare con le truppe loro. Allora, andiamo di cavalleria. Fondiamo questa. Prendiamo ancora un'unità di cavalleria. Potremmo fondere queste due di veliti e lo facciamo. Ok. Questa la andiamo a congedare. Abbiamo comunque ancora un bel po' di truppe a disposizione. Vediamo, qualche truppa da tiro. Beh, molto belle queste truppe, munizioni, 1. Vediamo se c'è qualcuna che ha delle munizioni un po' più. Danni da proiettili, questi sono frombolieri, no? Frombolieri. Allora, prendiamoci sicuramente i nostri soldati veliti romani. Ehm, allora, munizioni 0. Quella che ho visto che aveva munizioni, praticamente nessuno. Praticamente nessuno. Questa falange qua. Potrei anche imbarcarla. Perché effettivamente mi costa uno sproposito e non so se mi conviene tenerla. Quanti uomini sono?
sono 70, vabbè, 70 uomini. Forse questi spadaccini potrei evitare di... È che hanno un grado abbastanza buono. Queste legioni... questa è praticamente inutile. Allora, l'accorpiamo, dai, questa l'accorpiamo a questa. Ok. E così richiudiamo un po' i ranghi. E poi, visto che... cosa prendiamo? Prendiamo questi uomini con la lancia. No, dai, li teniamo così per ora. Per ora li teniamo così. Qua l'esercito è abbastanza compatto. A parte la cavalleria, che la cavalleria è veramente decimata. Ci prendiamo uno di cavalleria ancora, dai. Ho sprecato tutti i soldi per riformare tutte queste legioni, però secondo me non sono soldi buttati, perché a parte che qui arrivano, ci sono dei nemici. Ah, li potevamo fermare sul ponte, fermi, fermi. Andiamo a fermarli sul ponte qua, ok, perché è l'unico che è in grado di impensierirci. Tra l'altro Saguntum c'ha anche... sì, oddio, beh, non sono messi bene, però vabbè, il prossimo turno qualcosina migliora. E qua per ingolosire un attacco io gli butto dentro un'unità di cavalleria. Ok, va bene. Va bene, va bene, va bene. Allora, il resto. Qui c'è la nostra spia, va bene qua. Wow, ragazzi, è praticamente una puntata per vedere questo mega incontro. Qui abbiamo ancora dei ribelli, andiamo a farli fuori. Abbiamo il supporto anche della città, infatti li facciamo fuorissimo. Manteniamoci la modalità equilibrio, tanto ormai si sono spacciati. Perfetto, questo contingente l'abbiamo fatto fuori, prigionieri. Ok, abbiamo sbloccato anche bene delle tradizioni. Fatemi vedere un po'. A parte che qua... Ah, benissimo. Allora, possiamo dargli... allora, sicuramente una roba d'assedio. Perché sì, perché voglio avere una bella resistenza. Meno 5 costi di produzione. Non sarebbe male, Allora, se no... No, saccheggi no. No, diamogli questo qua, esperto di ingegneria, perché voglio proprio che si difenda. E poi gli diamo questo qua della fanteria. E qui andiamo a fare... pressione fiscale, commercio, imboscate, tempo di resistenza. Allora facciamo questo qua. E poi gli facciamo... Sì, facciamo questo qua che resiste. Deve essere un uomo che resiste. Allora, qua potremmo fare qualcosa. No, va bene. Allora niente, aspettiamo che recuperino. Non so quando recupereranno, perché obiettivamente. Va bene. E passiamo il turno, ragazzi. Passiamo il turno, ma ormai il gameplay è finito. Qui ci siamo fermati, va bene. Qui stavamo reclutando. Ok, e anche qua... Esatto, eravamo in reclutamento. Qui possiamo andare a bloccare il porto di Apollonia, magari ci dà delle... ci dà una visuale, qualcosa. Intanto gli blocchiamo anche l'uscita delle navi, se non sbaglio, dal porto, quindi ottimo. Poi scendiamo con questo esercito appena finito il reclutamento e andiamo a prendere la provincia, che dovremmo riuscire a prenderla abbastanza facilmente, sì. Con questi invece ce ne andiamo a Farsalo. Dovremmo riuscire a fare tutto nel prossimo turno. E recuperare un po' la situazione. Quest'uomo doveva scendermi qua, se non erro. Quindi continua il tuo viaggio. Così. Allora, qua. Ok. Va bene. Così riusciamo a tenere un po' sotto controllo la provincia. Noi diamo allora l'avvio al turno successivo e poi concludiamo il gameplay.
Ale. Schiavi che si sono ribellati. Bene. Ai ai ai, cosa sta succedendo lì? Cosa sta succedendo? Ragazzi, per fortuna che ho messo resistenza all'assedio, ragazzi. Incredibile. Neanche me lo fossi immaginato. Incredibile. Sovveggente. Sovveggente. Cazzo, sono 2 legioni loro. Mamma mia. Va bene, allora ragazzi, qua vedremo il pro. Allora, la differenza culturale rappresenta una sfida per coloro che devono amministrare il territorio straniero. Tuttavia esistono modi per incoraggiare gli stranieri ad accettare il tuo governo. Sincretismo, sottomissione, inclusione. Allora, inclusione, meno 50 le sanzioni dell'ordine pubblico a causa della presenza di etnie straniere nella tua provincia. Comprensione culturale, ok. Abbiamo più 4% influenza culturale della propria fazione, non male. Non male. Non male. Oppure sottomissione. Allora, sottomissione interessantissimo, però io farei mm, io farei comprensione culturale. Vediamo un po'. Schiavi rivolta a Cosenzia. Madò, no. Madò, madò. Madò, madò. Adesso come faccio a gestire sta roba? Madò, saranno anche grossi come dei suini, no. Cos'ho qua? 1, 3, 6, 2, 3. Madò, madò. Chi viene qua? Chi è il pazzo che viene qua adesso? No. Guerra dichiarata. Ok. Ah, ok, contro di loro. Allora, spostiamoci subito, ragazzi. Vediamo un po'. Ok, non c'è nessuno, perfetto. Allora, questa ve la faccio vedere adesso perché, vabbè, si tratta solo di una mossa così. Allora, ho occupato, vero? Non ho fatto misclick, vero? Fatemi vedere. Sì, ok, l'ho occupata. Ok, mi sa aver fatto un misclick. Allora, questa rimane qua, bella bella, a controllare la zona. Loro vengono qua. Ma no, quanto tempo? Faccio prima arrivare con questi, mi sa. Più o meno, quasi. Quasi. Allora, loro stanno qui. Farsela l'abbiamo ricatturata, perfetto. Qui tanto sono bloccati dal porto. Madò, ci impiegheranno un casino. Il problema è questo, ragazzi. Questa rivolta qua degli schiavi. Porca miseria. Adesso mi toccherà fare un'altra stramaledetta legione da portare lì. Ma io ho abbastanza generali per poterlo fare. Vediamo il mio livello di Imperium. Allora, eserciti 6 su 8. Ok, posso creare un altro esercito. Porca miseria, ragazzi. Quanti eserciti devo fare per tenere tutti sotto controllo? Mamma mia. Una mattanza. Allora, con questi, raga, possiamo andare a Corduba. Essi sono messi abbastanza male. Li potrei inseguire nel loro territorio, cioè il territorio nemico. Tanto vediamo qua. Più 5 capacità movimento, perfetto. E astuzia, direi. E qua gli diamo più 2 ordine pubblico. Allora, potremmo attaccare questi e poi da qua risalire e andare a Numantia e liberare la città. Tanto qua non è più un problema per noi, cioè non sono più pericolosi per gestire la città. C'è anche l'altro esercito, li butto dentro, 2009, si potrebbe fare. Si potrebbe fare, andiamo a prenderci, dai. Lo so che i cassetani non mi amano.
Ah, così, addirittura. Senza darmi la possibilità di cliccare. Va bene. Invece di tornare indietro di qua, addirittura. Ma se io vado su di qui, scusate, quanti turni sono? Ah, perché devo fare tutto il giro larghissimo. No, allora torniamo indietro. Allora torniamo indietro. Intanto siamo a 0. Ok. Siamo a 0. Qua il cibo ce n'è abbastanza. Però io magari lo farei un porto peschereccio. Un villaggio romano. Allora, va bene ragazzi, dai. Se è troppo lunga, ci vediamo al prossimo gameplay. Bella.